quindi si sta consumando parecchio suolo, ecco. Allora capisco laddove dove c'è una zona industriale che è destinata, che magari non è ancora sviluppata, quindi da un punto di vista urbanistico c'è la previsione di un sviluppo che può essere industriale, artigianale, e capisco anche per quelle che possono essere le zone commerciali. Per quanto riguarda invece le aree agricole sono un po' più rigido da quel punto di vista, perché poi bisognerebbe anche discutere che tipo di area agricola, perché io non sono un tecnico, ma mi hanno spiegato insomma, che ci sono diversi tipi di qualità del terreno. Allora è chiaro che se il terreno è un terreno molto fertile sarebbe preferibile non fare, anzi non si dovrebbero fare impianti fotovoltaici. Laddove invece il terreno magari è estremamente ghiaioso e poco produttivo, si può anche fare un ragionamento sopra. Sono un fautore di quelle che sono le energie alternative, però ci deve essere un po' di regole, un po' di buonsenso laddove andare a realizzare gli impianti fotovoltaici. Per 30 anni. Sono contrario al fotovoltaico agricolo, anche all'agrifotovoltaico. Non sono favorevole a consumare il terreno così, perché io credo che noi come Friuli abbiamo degli ottimi prodotti e potremo fare cose migliori. Purtroppo anche qui la legge è un po' vaga. Ricordo quando ero a Roma da parlamentare, noi come Lega avevamo fatto proprio un emendamento alla finanziaria di togliere i fotovoltaici nei terreni agricoli. Purtroppo non siamo riusciti del tutto. Non vorrei che fra 30 anni ci fosse un altro problema come è stato quello dell'Ethernet, ovvero che sono stati dati contributi per fare impianti fotovoltaici e poi magari fra 30 anni lo Stato e la Regione dovrà dare i contributi per lo smaltimento di questi impianti. Naturalmente dopo con questi impianti nasceranno le comunità energetiche, dove magari qualche beneficio i cittadini, chi farà l'impianto fotovoltaico dopo essere costituita la comunità energetica, qualche beneficio ce l'ha, ma come diceva Carlo Pali, sul territorio non è che porti granché, anzi non porta niente.